Io ieri ho assistito ad uno dei più brutti interventi politici in un'aula di Senato. Il premier Conte non ha rassegnato le proprie dimissioni, ma bensì ha creato lo spazio per un vero e proprio attacco ad persona contro il ministro Matteo Salvini, cosa veramente vergognosa. Il meglio di sé poi lo ha dato parlando del rosario, che è un simbolo per la fede cristiana. E ritengo che questa sia assolutamente una pagina tra le più tristi per tutte le istituzioni, che in questo momento questo Paese sia assolutamente da rimettere in piedi e che sia finito lo spazio per i piagnistei e le piccole beghe. Bisogna lavorare assolutamente, non certo più a colpi di assistenzialismo o buonismo, come una parte di questo governo ha sempre tentato di portare avanti. Mentre il consigliere regionale leghista Semenzato punta il dito contro il comportamento di Conte, dal Movimento 5 Stelle veneziano parte l'analisi nei confronti di Salvini. Mi dispiace per il Paese e per gli italiani, però d'altro canto occorre dire che, come diceva il Manzoni, chi il coraggio non ce l'ha non se lo può dare. E questo è ovviamente Salvini. Salvini non ha avuto il coraggio di dire agli italiani che la flat tax tanto promessa non si poteva fare con la prossima finanziaria, non ha avuto il coraggio di dire agli italiani in modo chiaro che la riforma della giustizia proposta dal Movimento 5 Stelle non gli piaceva perché fondamentalmente, come Berlusconi, non vuole sospendere la prescrizione dei reati. Credo che non sia assolutamente accettabile anche il fatto di dover andare a elezioni in base ai sondaggi. Ci sono state le elezioni europee che hanno dato certi risultati, ma questo non comporta automaticamente che si debba per forza andare al voto. Ora serve la massima chiarezza, chiosa il senatore PD Ferrazzi. Quello che bisogna assolutamente evitare è governichi di breve periodo guidati magari dalla paura delle elezioni. È del tutto evidente che se un nuovo governo deve nascere, può nascere a livello parlamentare, perché la nostra è una democrazia parlamentare, deve nascere su dei presupposti assolutamente chiari e trasparenti alla luce del sole e dovrà essere un presupposto di lungo periodo. E sarebbe un clamoroso regalo nei confronti tra l'altro di sovranisti che vogliono portarci fuori dall'Europa, dall'euro e consegnare l'Italia all'asse strategico con Putin, quello di consegnare appunto le elezioni nella prossima primavera, magari dopo che noi ci siamo collati una legge di bilancio con tutte le promesse non mantenute scaricate appunto dall'ex governo ad ora. E quindi vedremo se il Parlamento e se Mattarella riusciranno insieme a trovare una quadra che però deve essere una quadra chiara. Secondo il segretario regionale della CGIL, Cristian Ferrari, siamo di fronte a una crisi al buio da cui non si può uscire, che per modalità e tempistiche rappresenta una scelta irresponsabile.